Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo Zecchini il Grosseto cerca il primo successo stagionale, il Vicenza invece cerca conferme dopo la netta vittoria sul Portogruaro. Il tecnico dei Maremani Apolloni sceglie il 4-4-2 col doppio regista Allegretti con Sonni. Maran invece conferma il 4-2-3-1 per il suo Vicenza, arbitra guida di Torre Annunziata con il quale le due squadre non hanno mai perso. È il Vicenza a partire forte, nel giro di un minuto confeziona due buone palle gol. La prima a Bruscato va via sulla sinistra, cross in mezzo per Bastini la cui girata di sinistro è cosa facile per il portiere avversario. Parte forte il Vicenza, come dicevamo, perché dopo pochi secondi sono ancora i veneti ad andare vicino al gol. Un cross dalla destra di Di Matteo per la testa di Gavazzi, il quale disegna un arcobaleno con la testa che va a stamparsi sul palo a portiere battuto e poi la difesa libera senza problemi. Il gol però nell'aria arriva dalle parti del Grosseto con Caridi, cross dalla sinistra, Bastrini non pulisce bene l'area e poi arriva Alessandro, gran diagonale di destro e il Grosseto è in vantaggio al minuto 20. Danilo Alessandro, l'attaccante romano, l'anno scorso 22 gol in Serie D con il Voghera. Il Grosseto va in vantaggio al minuto 20 e i toscani potrebbero anche raddoppiare dopo 9 minuti al 29esimo. Una grande azione personale di Soncino sulla destra, fa fuori 3 uomini, scarica il pallone per Greco, controllo e sinistro che si spegne alla sinistra del portiere poco lontano dal palo. Il Grosseto entra in palla proprio intorno alla mezz'ora dopo che il Vicenza aveva cominciato forte questa partita. Il Vicenza però inizia a macinare il gioco e inizia soprattutto la sua rimonta che si concretizza al minuto 35, fallo in mezzo all'area di Melucci, trattiene Baclé, cartellino giallo e soprattutto calcio di rigore per il Vicenza. Dal dischetto va a Bruscato che riesce a superare il portiere avversario nonostante il buon intuito. Ecco il pareggio dal Vicenza a Bruscato che è arrivato in questa sessione di mercato inserito nell'operazione Sgrigna che ha portato Sgrigna appunto a Torino. Finisce così 1-1 il primo tempo, la ripresa inizia senza cambi ma inizia soprattutto nel segno di Soncin perché l'attaccante del Grosseto ha in pochi minuti 2 grosse palle gol. La prima su invito di Consonni in profondità, il suo sinistro si stampa contro Frison che è bravo questa volta a opporsi, rivediamo ancora il pregevole invito di Consonni e Soncin con il mancino prende Frison, ma pochi minuti dopo l'occasione è ancora più ghiotta perché Greco mette Soncin davanti al portiere, Soncin lo dribbla e inspiegabilmente non centra la porta ma deposita il pallone sul fondo. È lo stesso Soncin a non crederci per questo clamoroso errore. Siamo al minuto 58. Pochi minuti dopo c'è grande apprensione per uno scontro in area, uno scontro fortuito fra Zanchi e il suo portiere. La testa di Zanchi va a sbattere contro la spalla di Frison. Eccolo qui in questo momento, rivediamo. Zanchi perde i sensi, resta fermo a terra, c'è l'intervento della Barella con i sanitari, lo portano fuori dal campo in barella, verrà poi portato in ospedale per gli accertamenti del caso, nulla di grave comunque per Zanchi. Incomincia la girandola dei cambi, Maran manda in campo tra gli altri anche Alemao che dopo 1 minuto e mezzo trasforma questo pallone innocuo nel pallone della vittoria. Narciso esce malamente, perde di vista il pallone e Alemao in scivolata cadendo con il ginocchio deposita il pallone in rete. Siamo al minuto 82 per Alemao, è il secondo gol in questo campionato e ancora una volta entra e a freddo segna il gol vittoria per il Vicenza perché poi nel finale convulso non succederà più niente. Per il Vicenza si tratta del secondo successo consecutivo in questo campionato dopo il 4-1 rifilato al Portogruaro. Il Grosseto resta fermo ancora 0 vittorie dopo 3 giornate. Quindi Grosseto 1, Vicenza 2.